Allora, direi di cominciare con lei, senatore. Quanto è reale questa paura? Quanto è fondata? Quanto noi riusciamo invece a farne effettivamente fronte? Qui abbiamo visto un piccolo esempio in realtà di quello che sta succedendo. E quindi il nostro governo riesce a fare, perché qua parliamo poi anche di costi, obiettivamente, lei lo sa benissimo. Sì, mi pare che purtroppo la paura è fondata soprattutto perché c'è questa ormai sequenza di attentati, fortunatamente non ancora in Italia ma a noi molto vicino, penso appunto alla Francia e recentemente anche al Belgio, che naturalmente inducono un grande sentimento appunto di paura e una grande necessità di organizzazione. Mi pare di poter dire che fin da subito il nostro Paese si è attrezzato nel modo adeguato perché io ad esempio a Roma, ma adesso abbiamo visto anche in Veneto, insomma non c'è dubbio che soprattutto tutti i punti possibili, i punti sensibili, penso non solo ai luoghi di culto ma in particolare alle metropolitane, i grandi smistamenti di persone, le metropolitane, la stazione, l'aeroporto, il presidio è molto forte, è organizzato, abbiamo visto insomma i militari con il fucile imbracciato perché contro questi tipi di attentati che non hanno paura di sacrificare se stessi pur di fare più danni possibile bisogna essere pronti a intervenire subito in maniera immediata. Quindi io credo che l'unica risposta è questa, il massimo di sicurezza possibile, ma anche la capacità di continuare la vita di tutti i giorni perché diversamente sarebbe veramente inchinare la testa di fronte a questa situazione grave. Ci vuole, come diceva lei all'inizio, al di sopra di questo che è l'aspetto più immediato e più visibile, ci vuole una grande capacità di prevenzione. Abbiamo visto che finalmente con 2 anni di ritardo sembra che adesso sia in corso questo scambio, no, dei famosi numeri di codice di chi va in aereo e abbiamo saputo in questi giorni proprio che alcuni che sono poi stati gli attentatori anche più recenti, anche a Bruxelles, sono transitati per esempio dai nostri aeroporti. L'Italia, contrariamente a quanto purtroppo ha fatto il Belgio, avrebbe segnalato questo se ci fosse stato il sistema, diciamo, perché c'è un'attenzione su questo più forte in alcuni paesi che in altri. Ecco, quindi bisogna mettere insieme queste tre cose, continuare la vita anche pubblica in maniera regolare, con grande attenzione, grande attenzione alla sicurezza, ma continuarla, grande attenzione alla sicurezza e poi un'opera di prevenzione almeno a livello europeo che permetta di evitare queste falle purtroppo su cui si infiltrano questi addestratissimi terroristi che appunto mettono in gioco tutta la loro vita pur di causare i danni più grandi nelle nostre comunità. Ecco, la domanda poi la giro anche a voi, ma quanto il timore delle persone, un po' sentendo l'animus in generale, è legato al fatto della consapevolezza che sono già sul nostro territorio, al di là di piccoli spostamenti, quello che è successo in Belgio e in Francia, a Parigi, dove si parlava di grandissima integrazione, c'erano degli esempi un po' che sembravano eclatanti, soprattutto Parigi. In realtà poi si è dimostrato che non era così. La paura è proprio di averlo il vicino di casa che neanche ti accorgi, oppure come è stato questo transito, però c'era in albergo a Venezia, a Tessera, esatto, era lì. Sono magari persone che sono già dentro e questo è il timore, che controllo effettivamente c'è, perché le persone incominciano, anche dagli spostamenti turistici, poi analizzeremo anche questo, si è già percepito un leggerissimo cambiamento. I veneti stanno in Veneto, non è che si è mosso più di tanto, e il timore poi per l'estate e via dicendo. Il timore, come dicevo prima, è connaturato. Io non vi nascondo che prendendo la metropolitana a Roma, come spesso mi capita, insomma, la prendo sempre con un po' di apprensione in questi giorni, perché soprattutto dopo i fatti di Bruxelles non si... Il discorso della presenza tra noi è un discorso, a mio avviso, un po' diverso, perché allora sui transiti abbiamo detto l'unica possibilità di avere un filtro forte è quella di uno scambio integrale di tutte le informazioni possibili attraverso in particolare i codici dei biglietti che sono l'elemento più importante per identificare i passeggeri, di poter scremare anche quelli che vengono da certi posti e vanno in certi posti. Il discorso di chi è più integrato, ecco, questo è un problema che rimanda non tanto al nostro paese in cui siamo ancora, diciamo, all'inizio dell'integrazione di seconda generazione, no? Ma a paesi invece come la Francia e anche il Belgio che hanno alle loro spalle un'integrazione molto più lunga, per cui si sono formate effettivamente delle aree, diciamo così,
sostanzialmente quasi monoculturali, possiamo dire, no? Molenbeek è un esempio, il quartiere vicino a Bruxelles è un esempio, nel quale ovviamente la possibilità, diciamo così, di mischiarsi in maniera invisibile fondamentalmente è molto alta, e quindi poi diventano vicini a noi, perché allora io credo che qui bisogna stare molto attenti sul tema dell'integrazione, che a mio avviso rimane l'unica strada possibile, lo voglio dire con molta chiarezza. Bisogna stare molto attenti anche agli aspetti dell'integrazione, per esempio questo fatto, io sono molto convinto che un dialogo molto forte per esempio con l'Islam sul piano di una concezione della religione che sia come dovrebbe essere, cioè una concezione volta all'integrazione, al dialogo tra i popoli, non a cercare i nemici dei popoli, no, i nemici di Allah o i nemici di se stessi, è un fattore fondamentale su cui impegnarsi, quindi un dialogo interreligioso che sia più forte, che sia anche più aperto, che eviti che si formino queste enclave dove poi per tanti altri motivi, non solo quello religioso, allineano queste forme, diciamo, di terrorismo spietato che abbiamo visto e che va fortemente combattuto. Che cosa ne dice Castagnere di questo? Anch'io penso che l'integrazione sia un elemento fondamentale, nel senso che non c'è un'alternativa. Lo spostamento di migliaia di persone dal sud al nord del mondo presuppone anche una capacità di lettura di questi fenomeni, cosa che ancora oggi è ancora un po' lontana, diciamo così. Pensiamo che sia, qualcuno evocava fino a qualche settimana fa, anzi ancora adesso, che siamo di fronte a delle invasioni, invece siamo di fronte a situazioni drammatiche di persone che fuggono da altri luoghi come la guerra, tra l'altro determinata anche dalle nostre azioni, in quanto occidentali, e situazioni che, come è stato definito qualche mese fa alla conferenza sul clima a Parigi, tenderanno a aumentare, perché le modifiche anche climatiche del mondo spingeranno le persone a spostarsi. Per cui c'è un dato di spostamento delle persone dato dalle situazioni drammatiche come le guerre, c'è un dato di spostamento delle persone considerato drammatico come la fame e il non lavoro, e quindi la possibilità di trovare questa condizione in un mondo diverso. Allora, già questo presupporrebbe la lettura di questi fenomeni, senza nessun vincolo, presupporrebbe anche un ragionamento su cos'è l'integrazione in un certo senso, quello che abbiamo visto in Belgio e in alcuni quartieri anche di Parigi, le banlieue, le famose banlieue. Non sono un sistema di integrazione, sono un sistema di ghettizzazione di quelle persone, trovando appunto la condizione che nel loro nucleo riescono anche a nascondersi, come abbiamo visto l'attentatore di Bruxelles si è nascosto per qualche settimana all'interno di quella comunità, e senza che appunto vi sia l'integrazione con l'altra parte del paese, i belgi in questo caso o i parigini, i francesi. Ma da noi c'è integrazione? Quindi il rischio anche da noi, ma da noi in qualche caso sì, in qualche altro caso no, nel senso che nel sud d'Italia, per dirle, adesso, qui c'è anche un rappresentante di quella categoria dei lavoratori dell'agroalimentare, vediamo situazioni in cui Rosarno è stato l'ultimo esempio, dove c'era appunto un concentramento di persone, in questo caso non c'era il terrorismo, ma di concentrazione senza un'integrazione appunto con gli altri abitanti autoctoni. Compito dell'amministrazione e della politica sarebbe questo, cioè io mi ricordo che quando è successo il fatto a Padova di Vianelli, molti consideravano appunto il muro di Vianelli, invece, come diceva allora il sindaco, mi pare Zanonato, sì, l'aspetto più importante è stata la ricollocazione di quelle famiglie, quelle non implicate ovviamente nei fatti della droga o della prostituzione, la ricollocazione di quelle famiglie nell'ambito della città, non spostarli in blocco in un altro punto, ma la ricollocazione nell'ambito più ampio della città, che è stata la spesa anche da un punto di vista economico del bilancio del Comune di Padova più rilevante. Ecco, penso che l'integrazione sia questa, poi ci sono altri strumenti, c'è la scuola, c'è la formazione che aiuta questi aspetti. E invece non è del tutto così in questo Paese. L'integrazione da noi ha caratteristiche, come diceva prima il senatore Santini, diverse da quelle di altri Paesi. Il rischio è che se non prendiamo subito la condizione, con la presenza di queste persone naturalmente, parlo di migranti, nell'integrazione della nostra città, il rischio che anche noi avvertiamo le stesse condizioni che sono verificate a Molenbeek in Belgio o in Francia è abbastanza evidente, perché ricordiamo che le persone che sono state arrestate sono tutte cittadini europei, quindi non ci troviamo di fronte a persone che poi possono aver fatto dei viaggi che gli hanno consentito una specializzazione purtroppo di quelle cose lì, ma sono cittadini europei, quindi parliamo di concittadini nostri.
e quindi pensare che questo problema non ci sia, oppure che non si sono mai integrati, perché di fatto sono un cittadino. No, non solo, adesso io assistevo qualche settimana fa, anche l'aspetto religioso viene da più voci anche confermato che queste persone per esempio non frequentavano le moschee, cioè erano proprio fuori con il pericolo naturalmente, o avvertivano il pericolo che nel momento in cui frequenti una moschea puoi essere anche in qualche misura verificato chi sei, vengono raccolte delle generalità e quindi sei identificabile, ed è anche l'elemento che caratterizza diciamo così, la vacuità di un ragionamento religioso di fronte a queste tragedie che hanno compiuto. Non c'è niente di religioso, infatti adesso vedremo anche alla loro religione. Anche l'aspetto religioso, comunque capirlo e quanto c'entra. Lei cosa ne dice a questo proposito? Perché si punta tanto l'accento su questo discorso di un fallimento di integrazione, su un qualcosa che comunque non ha funzionato, almeno gli Stati Uniti poi ci puntano il dito contro su tutto questo aspetto. Sì, e io mi trovo sulle stesse scia dei primi che hanno intervenuto, nel senso tutto è basato sulla politica in generale, la politica che ha fallito, che ci ha portato oggi dove siamo, dopo potremo parlarne, ma la politica anche dell'immigrazione e dell'integrazione. Quindi lei dice un fallimento da questo punto di vista? Sì, è un fallimento, perché l'Italia ha conosciuto l'immigrazione, diciamo, negli anni 90, quando per la Francia e il Belgio parliamo di dopoguerra, perché lì i militari africani tanti sono rimasti in quel tempo lì perché erano anche francesi, e che questi due paesi hanno scelto la politica del ghetto, cioè dare la casa, dare i sussidi, dare tutto e non controllare, dare tutto ma lasciateci in pace, perché se andiamo in Francia, che conosco bene, ci sono ancora oggi quartieri come, vi do un esempio, Aubervilliers, che a Parigi, dove la polizia non può entrare. Posso dare anche Clichy, ci sono altri quartieri dove in quella ora hanno dato casa popolare alla gente pur di lasciarci tranquillo, assegno familiare, facevano figli, non li mandavano alla scuola, non c'è stato controllo tutto. Questo è un problema. Ma che situazione c'è, per spiegarlo a chi ci ascolta che magari appunto non ha presente? Cosa vuol dire la polizia non può entrare? L'abbiamo sentito dire più volte anche come slogan, no? Cosa sta a significare? È troppo pericoloso per i poliziotti arrivare nel cuore del quartiere, perché c'è gente che è disposta a morire, c'è gente... Mi hanno raccontato, quindi un livello di delinquenza? Delinquenza puro, diciamo, lì, che non data da oggi di questi eventi di terrorismo, ma anche da prima, hanno sempre trovato armi di tutti i tipi, diciamo, nei quartieri caldi, come si dice in Francia. Il Belgio ha fatto la stessa politica, cioè dare sussidi al quartiere, casa popolare, tutto. L'Italia, che ha conosciuto l'immigrazione dopo, non ha mai cercato di imparare da quello pur di evitare questo problema qua. In due province sì, perché io confermo ciò che ha detto Castagna a Padova, quando Flavio Zanonato ha cercato di smistare le famiglie dentro tutta la Padova, politicamente si sparava su quello che sta facendo, sta dando casa agli immigrati, tutto. Però oggi non abbiamo ancora visto un problema dove dicono questa famiglia che è venuta da Vianelli ha creato in questo immobile questo problema. Quindi si può benissimo inserire la gente e integrarli. Uno, la legge non aiuta perché discrimina già nel mondo del lavoro. Quando parliamo della legge Bossi-Fini che fa di me immigrato un oggetto ricattabile, che io sono disposto a tutto, anche questo mi porta alla povertà, mi porta a tante cose. Questi sono problemi che non ci aiuta a avere l'integrazione pur di evitare un domani. Perché qual è il problema? Il problema è che io sono immigrato che dopo 20 anni ho acquisito la cittadinanza italiana. I miei figli che sono nati qua, vanno alla scuola qua, cresciuti qua, non sono immigrati, sono cittadini di questo paese. Hanno la cultura, la lingua più di me di questo paese. Ma che futuro avranno in questo paese? Come si sentiranno? Saranno orgogliosi, contenti di fare parte di questo paese, o il fatto che io ogni tanto torno a casa con mal di pancia perché sono stato trattato male o ho vissuto una cosa che anche loro lo vivono da bambino, crescono con questa ansia da grande, cosa sentiranno? Per quello io ho sempre detto, se vogliamo creare un futuro di questo paese, dobbiamo cominciare a lavorare oggi, cioè metterci d'accordo tra grandi.
perché se noi oggi non possiamo andare d'accordo, difficile che domani, nonostante che saranno tutti italiani, che i figli vanno d'accordo. Succederà quello che lei dice. Scusa Elena, scusa se ti interrompo, ma noi siamo di fronte a una serie di attentati con decine e decine di morti. Siamo di fronte a una conclamata strategia del terrore e stiamo porgendo, metaforicamente e non, l'altra guancia parlando di integrazione. Questa è la argomento provocazione. Sacrosanto, e in parte condivido ciò che è stato detto finora. A parte un dato statistico, numerico, a Molenbeek ci sono 22 luoghi di culto islamici, quindi più integrati di così, se vogliamo farle neanche 40 non si può. Non voglio capire cosa si intende per integrazione secondo me. Dopodiché l'Italia, così come l'Europa, deve rispondere con una strategia d'attacco, perché qui non si tratta, io non sono d'accordo quando si scrive e si dice che questi attentati sono frutto di una guerra di religione, non sono d'accordo, perché è stato detto poco fa che questi attentatori con l'Islam hanno ben poco a che fare, non andavano alle funzioni religiose, bevevano, si ubriacavano e non lo voglio dire, ma lo dico, pare che facessero uso anche di sostanze poco lecite. Dunque con l'Islam hanno ben poco a che fare. Dunque o l'Europa e l'Italia si mettono d'accordo per una strategia d'attacco, altrimenti non ha neanche senso, secondo me, dire che le metropolitane e le ferrovie e gli aeroporti sono così presidiati. Io non sono d'accordo, poi ognuno la vive a modo suo. No, ma a me fa piacere che questa tua osservazione. Io non sono d'accordo su questo. Allora vorrei riprendere, che poi naturalmente devo rilanciarla dall'altra parte, ma vorrei anche sentire cosa ne pensano esponenti di partiti diversi, e poi riprendere, cogliete anche l'osservazione che ha fatto il nostro Gonzato, perché è interessante. Adesso vediamo un po' cosa ne pensate, però voglio darvi spazio, io ho la pubblicità che incombe, quindi in suspense, andiamo rapidissimi in pubblicità, ma poi ritorniamo insieme tra poco.